Bentrovati amici in questa nuova puntata di Die Pro Die. Quest'oggi siamo in compagnia del presidente della provincia Olbia Tempio, Fedele Sanciu. Intanto buonasera. Buonasera a voi. È la prima volta che le faccio un'intervista come presidente della provincia. Come si sente come presidente della provincia Olbia Tempio? Beh, intanto con molte più responsabilità e con la coscienza del fatto che c'è tanto da fare. È un territorio a cui viene la voglia a prestare il suo impegno, il mio impegno, la mia partecipazione a questo progetto politico mi entusiasma, perché ritornare da Roma per occuparmi del mio territorio è un'esperienza che da subito mi rende entusiasta. Tra l'altro nell'ultima intervista che abbiamo fatto insieme si era proprio parlato di quanto lei avesse voglia poi di occuparsi del proprio territorio. Si ricorda quella vecchia intervista che facciamo credo un anno e mezzo fa, adesso non ricordo esattamente. Insomma, è cambiato tanto da allora a oggi. Cosa significa per lei oggi occuparsi a pieno ritmo del proprio territorio? In quell'occasione abbiamo anche sognato, subito dopo abbiamo progettato e oggi stiamo per realizzare un progetto politico fortemente voluto da noi ma anche da tutti i galluresi. Ci ritroviamo nella possibilità di poter incidere e questo è un qualcosa che mi entusiasma. Mi ritrovo con una squadra coesa, compatta, con professionalità dentro la squadra di governo veramente di livello, e poi oggi abbiamo già dopo 2 mesi abbiamo il nuovo segretario generale, il nuovo direttore generale, il nuovo capo di gabinetto, abbiamo nuovi dirigenti, abbiamo creato quella onda d'urto sana, cioè quell'entusiasmo nel personale della provincia altamente qualificato ma demotivato e marginalizzato in questi 5 anni, e invece oggi si trovano ad essere protagonista di un progetto che va veicolato anche in modo particolare da loro, dopo aver espresso noi tutte le volontà politiche. Mi pare che ci siano tutte le condizioni per partire bene e da subito lo vogliamo fare. Ho visto che c'è una grande forza, insomma, questo gruppo che avete formato. Intanto già siete partiti visitando tutti i 26 comuni poi della provincia Olbia Tempio. Credo che questa sia una cosa importante, cioè andare a visitare ogni singolo territorio per conoscere meglio ciò che succede intorno alla provincia. Non si può amministrare un territorio senza conoscerlo. Io sono un uomo di territorio e devo dire che penso di conoscerlo molto bene, ma andare a fare una zoomata più puntuale, più precisa sui problemi che affliggono il nostro territorio, a partire dal problema dell'emergenza rifiuti, del problema dell'acqua e quindi di Abbanoa, ad arrivare alle importanti infrastrutture tipo strade e quant'altro, io credo che sia molto importante. Un'altra cosa che stiamo facendo di molto importante in un territorio come questo, da tutti considerato un po' il territorio più virtuoso, più dinamico, con prospettive economiche anche importanti, quindi viene considerato da tutti i sardi e non solo un territorio dove andare ad operare, dove andare a vivere. Noi abbiamo il dovere che questi sogni si possano realizzare, quindi dobbiamo coltivare la speranza di tanti uomini e di tante donne che hanno investito in questo territorio. Ecco che però qualche volta c'è la delusione, può capitare che ci siano persone che vanno a finire ai margini di questa comunità. Noi abbiamo il dovere di non lasciare nessuno dietro e mi trovo molto impegnato in questo periodo a vedere di cosa ha creato in questi anni questo importante movimento economico e sociale, e anche a vedere le disuguaglianze. Noi abbiamo il dovere di recuperare tutte quelle persone che stanno ai margini e quindi tutte quelle povertà e nuove povertà, ma soprattutto andare ad combatterle e a recuperare tutti quei giovani che hanno difficoltà a inserirsi in questo nuovo grande progetto che vede protagonista questa Gallura. Ecco, dobbiamo stare molto attenti che non dobbiamo adorare solo il dio denaro e quindi certo. Contribuire a produrne sempre di più, a produrre sempre maggiore economia, ma dobbiamo saperla anche come dire, gestire, saperla governare per creare uno sviluppo cosiddetto solidale. Ecco, si parla tanto di crisi, Presidente, adesso approfitto un po' di lei. Si dice tanto che la Gallura sia in piena crescita, che ci siano che c'è tanto lavoro anche, molti si trasferiscono, ho visto qui a Olbia, sembra che ci sia più lavoro. Lei che ne pensa di questa crisi? Cioè, ma ho visto che la crisi insomma è globale in tutta la nostra nazione. Quanto sta incidendo in questa provincia?
Ma guardi, io questa crisi internazionale l'ho definita come uno tsunami. Lo tsunami è un evento naturale terribile che molto spesso nasce nel cuore dell'oceano, però i danni li fa nella costa. Ecco, in questa crisi economica noi siamo la costa. L'onda lunga di questa crisi, che parte da mercati come Wall Street, come insomma le grandi borse mondiali, che hanno colpito prima l'alta finanza e poi hanno colpito l'economia reale, in questo momento la Sardegna la sta devastando. Abbiamo una disoccupazione che sta galoppando, abbiamo settori importanti in crisi come l'industria e i vari segmenti dell'industria, la chimica eccetera. Ci ritroviamo con operai che vivono oramai da 6 mesi protestando sulle torri aragonesi o nell'isola dell'Asinara, e abbiamo come dire, situazioni per quanto riguarda il mondo agricolo, direi che mentre prima eravamo all'ossigeno oggi siamo all'estrema unzione, quindi sono mondi e settori che vanno ripresi, vanno aiutati, sostenuti per uscirne da questa crisi strutturale che li ha colpiti, e andando ad individuare anche nuove come dire, vocazioni sia in Sardegna, ma in modo particolare a noi ci interessa in questo caso il nostro territorio. Qua ci sono molte speranze, abbiamo intercettato al meglio quello che poteva dare il turismo, ma abbiamo ancora altri settori, basta fare una zoomata con la vostra televisione verso questo bellissimo golfo che è il Golfo di Olbia, dove si possono favorire nuovi mestieri, favorire per esempio lo sviluppo della nautica. Intorno alla nautica c'è tanto, c'è falegname, c'è elettricista, c'è idraulico, c'è i mestieri tradizionali della vela, della resina, del legno, dell'acciaio. Insomma, abbiamo un potenziale da 3.000 posti di lavoro in questo territorio. So che qui c'è un progetto prossimo che è importantissimo, perché diventerà ancora più grande, sono più porti in costruzione. Beh, adesso abbiamo il piano del Golfo, l'autorità portuale ha portato avanti con grande capacità ed impegno il piano del porto, che oramai ha superato più barriere e speriamo che arrivi ad approvazione definitiva e quindi coronare il sogno che questi progetti si possano realizzare. Il Golfo sarà una grande risorsa e sarà anche, si stanno creando quelle condizioni perché tutti i mestieri vivano in sinergia, da quelli tradizionali della mitilicoltura ad arrivare alla nuova evoluzione che sono la cantieristica e quindi la nautica in generale. Abbiamo necessità di favorire all'interno del Golfo anche non solo la portualità che riguarda il collegamento di un porto come quello dell'Isola Bianca, dove si veicolano, vengono trasportate 3.600.000 persone, ma c'è un importante porto merci, ma c'è un altro settore che è quello della nautica diportistica, dove il Golfo veramente può ospitare migliaia di posti barca. Ce ne sono già costruite da privati, abbiamo la necessità di favorire ancora di più la presenza di privati e abbiamo la necessità soprattutto qua di fronte alla bella città di Olbia e quindi nel vecchio Molobrin dobbiamo creare le condizioni che ci sia un porto all'altezza del livello di questo territorio e di questo golfo e soprattutto in grado di poter intercettare i migliori flussi della nautica diportistica. Questa è una cosa importante. Importantissima, anche perché praticamente ci sta dicendo che la crisi esiste, c'è, ne stiamo soffrendo, ma i tempi miglioreranno, insomma, perché... Io sono convinto che la Gallura nel suo insieme avrà la capacità di uscirne prima degli altri territori, delle altre province da questa crisi, perché non sta a dormire, non sta a piangersi addosso, è abituata molto spesso ad essere, come dire, capace di reagire anche da sola. Ci sono tutte le intelligenze, ci sono le volontà vere di tanti sani imprenditori e la capacità di molti giovani che sanno intraprendere, quindi sono convinto che con questa positività, con questo entusiasmo e coscienti che si deve affrontare una crisi con competenza e con la capacità che ogni imprenditore deve affrontare
quotidianamente queste problematiche con l'impegno quotidiano. Ci sono tutte, ripeto, le condizioni per poterlo fare e sono ottimista da questo punto di vista. E credo che ci siano anche altre grandi opportunità. C'è un grande spazio che la Gallura deve saper intercettare, che sono il settore aerospaziale. Noi abbiamo una presenza qua importante, una grande compagnia privata come Meridiana, una società di gestione aeroportuale come la GEAS, abbiamo un vecchio aeroporto come quello di Vena Fiorita. Noi d'ora in avanti la grande sfida sta nell'affrontare i problemi di quotidiani, quelli importanti che abbiamo già individuato nel nostro programma, ma anche dare nuove prospettive come deve essere capace di fare una buona amministrativa. Credo che il settore aeronautico e il settore della nautica sono due nuovi e importanti settori che possono essere trainanti poi per l'economia del nostro territorio. Io Presidente la ringrazio, però devo chiudere assolutamente con una domanda anche in riferimento personale, cioè sua moglie che ha detto quando è ritornato a lavorare per il suo territorio, contenta, che la prima cosa che le ha detto sua moglie? Ma la famiglia mi ha sempre detto ti vediamo poco, adesso mi vedono anche un po' meno. Questo è perché l'impegno politico quando lo si assume 24 ore su 24 e i primi a pagarne le conseguenze purtroppo sono sempre la famiglia, che credo che comunque nessun impegno come questo possa essere affrontato senza il supporto, il sostegno e la comprensione della famiglia. Certo. Presidente, la ringrazio. Grazie a lei, saluto lei e tutti i suoi telespettatori di Teleregione che oramai siamo fidelizzati e affezionati. Meno male, ci guardate spesso, ci fa piacere. Allora ringraziamo il Presidente della Provincia, appuntamento alla prossima con il nostro programma a parlare ancora dei territori della nostra isola. Arrivederci a tutti, arrivederci Presidente. Arrivederci, arrivederci. Die Pro Die, in collaborazione con